dei locali. Continua il vento e la pioggia qui al Pasqualino Stadium. Questa iniziativa del concetto a cercare Rosone solo la conclusione del vantaggio lasciato relativamente libero Rosone, e quindi il progetto va si allontana Fatta. Pizzosero andrà alla battuta di questo calcio di punizione. Fischia Risinicchia, parte palla bassa, c'è una respinta e poi va giù un giocatore del Montelepre, calcio di intervento falloso di Piccione. Attenzione perché l'arbitro Risinicchia ha praticamente dato il calcio di rigore al Montelepre, giallo per per il Montelepre, insomma, che ha questa occasione di poter pareggiare, quindi uscita un po' avventata di in questo momento il vento e la pioggia è micidiale, quindi anche il rigore dovrà tenere conto, chi batte il rigore dovrà tenere conto anche di queste variabili. Sul pallone va invece Nacho Pierce, 9 reti in questa stagione, ha saltato 3 gare per squalifica, rientra oggi e ha sul piede la grande opportunità di pareggiare il match. Pierce contro Piccione, attendiamo il fischio del direttore di gara. Palla sul dischetto, parte Pierce, la conclusione è fuori, clamoroso rigore tirato fuori da parte di Nacho Pierce. Si libera ottimamente sempre Fatta, che poi sbaglia il vento, come diceva Mario, la padrona. Poi prova a rubare palla il Montelepre, adesso quasi ferito nell'orgoglio la squadra di Guida, poi Corrao in profondità, il cross, manaccia Piccione, calcio d'angolo per il Montelepre. Corrao stava riuscendo a fare il gol del pareggio, ma Piccione con estrema difficoltà salva un po' il tutto. Questo alle 15esimo, primo angolo della gara per il Montelepre. Anche qui si riporta una gran bella azione. Punizione Fatta, Pizzosero sul pallone, pioggia battente, freddo, vento, giornata davvero invernale qui a Carini. Barriera nutrita, 5 giocatori in maglia bianca, si aggiunge il giocatore del Montelepre, adesso fischia il direttore, parte Fatta, schema, pallone per Cifarelli, il cross, il gol del Montelepre, azione davvero proverbiale da parte del Montelepre, schema perfetto ed incornata di Lindner, non andiamo errati. Il pareggio quindi del Montelepre ed è praticamente Nacho Pierce che si rifà praticamente dopo aver dovrebbe essere proprio Valerio Fatta. Parte Valerio Fatta, funziona il giro, grandissimo Valerio Fatta, è 2-1 per il Montelepre. Scoppia l'apoteosi qui dei sostenitori del Montelepre, e gioia, e grande gioia, e spinge i cavalli come dice Valerio, l'ha messa dentro alle spalle di Piccione per il 2-1 del Montelepre. Prova Terranova, lancio lungo a cercare Rosone, Fatta, ottimo qui Fatta, giocata incredibile del centrocampista, poi il pallone per Molinini, squadre molto lunghe, Molinini entra in aria, prova la botta, la traversa incredibile da parte di Molinini, poteva fare gol qui, ancora Fatta, la conclusione e poi fuori gioco da parte di Ciacio, traversa di Molinini al 33esimo.
siamo già giunti al 95esimo. Una partita incredibile. Il triplice fischio del direttore di gara, il Montelepre è la nuova capolista del campionato di promozione.